Il fumo denso e nero esce dalle finestre dello stabile abbandonato, traffico bloccato e strada chiusa sul ponte della Castagnara a Cadoneghe per un incendio divampato nella tarda mattinata di martedì 7 gennaio. I vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato dai residenti dei condomini vicini, hanno impiegato diverse ore prima di avere la meglio delle fiamme. Il rogo quasi sicuramente è partito dai resti di alcuni bivacchi. Da tempo infatti lo stabile, vuoto e abbandonato, è occupato da sbandati che hanno trovato un riparo. Secondo le prime notizie ci sarebbero stati ben 2 principi di incendio, al secondo e al primo piano, poi le fiamme si sono propagate facilmente dappertutto. Sul posto è arrivato il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che già da tempo aveva chiesto alla proprietà dello stabile di mettere in sicurezza il giardino, dopo che qualche mese fa era bruciata un'auto abbandonata. Io avevo contattato la proprietà, che è una signora di Novara, per mettere in sicurezza l'immobile, però molto probabilmente questo non è stato sufficiente perché l'immobile sembra essere vissuto da degli extracomunitari che hanno trovato un'altra via di accesso. Il sindaco ha nuovamente avvertito la proprietaria, che vive a Novara. Per venerdì è fissato un incontro in comune anche con i carabinieri. Se entro venerdì lei non si presenta in comune e non troviamo quindi una soluzione, farò un'ordinanza per murare completamente lo stabile, anche perché non è più agibile. All'interno dello stabile i vigili del fuoco hanno trovato i segni di allacciamenti abusivi ai contatori di gas ed energia. Le fiamme hanno reso l'edificio poco sicuro e il solaio sarebbe a rischio crollo.